volevo salutare tutti i presenti e portare anche il saluto della mia organizzazione, che è un'organizzazione nuova e quindi non è ancora così conosciuta, anche se certamente cercheremo di farci conoscere a partire da giornate come queste e anche in futuro. Voglio ringraziare anche molto gli amministratori del PD locale, del Partito Democratico locale, che hanno, a mio avviso, lanciato questa iniziativa. Parlo di tutto il forum e non sicuramente solo di questo panel, che è molto interessante. Ecco, su questo ci tengo a precisare una cosa, che evidentemente gli organizzatori della manifestazione devono certamente organizzare, devono certamente promuovere, ma poi spetta ai cittadini attivarsi e partecipare quando ce n'è l'occasione a questi forum così interessanti, in cui si parla non soltanto di argomenti locali, ma di argomenti di ampio respiro. Ed è un'occasione importante quindi per portare anche in una cittadina non troppo grande, quella di Badia Polesine, questi temi e di poterli discutere tutti insieme. La mia organizzazione, come è già citato, si chiama Federal Alliance of European Federalists e quindi è un acronimo inglese, in italiano la possiamo chiamare FAEF, così ci risulta più semplice. Come vedete è ripetuta nell'acronimo 2 volte la parola federale, federal, da un lato per quanto riguarda le organizzazioni, perché noi cerchiamo di essere un ponte organizzativo per i vari movimenti e organizzazioni europeiste e federaliste, che sono tantissime, sono una costellazione ampia e purtroppo molto divisa, e dall'altro lato federale ripetuto 2 volte, perché noi proponiamo che l'Europa diventi una federazione, quindi non quella situazione che il professor Cortese ha giustamente spiegato, cristallizzata. Poi il professore mi pare di abbia anche parlato di antichità dell'Unione Europea, sicuramente non nel senso totale di cui dopo io spero di poter parlare. Ecco, comunque la federazione è un punto di vista diverso e diverso sicuramente dalla possibilità di riformare in una maniera o nell'altra i trattati costitutivi dell'Unione Europea. Quindi gli scopi della nostra organizzazione di FAEF sono quello di fungere da elemento di coordinazione e di discussione fra i vari movimenti europeisti e federalisti, e anche quello di diffondere un attimo qual è l'idea della federazione, in che cosa la federazione, un'Europa federale, sarebbe diversa dall'attuale Unione Europea. Quindi forse vi deluderò da un certo punto di vista, ma non parlerò molto dell'Unione Europea, ma parlerò di una prospettiva diversa e cercherò di spiegarvi anche perché effettivamente è diversa, più diversa di quello che pensiamo, in quanto io non lo sapevo da subito, non lo sapevo neanche da quando sono uscito dall'Università di Padova, ormai qualche anno fa, però con il tempo, confrontandomi con dei buoni maestri, ho capito che effettivamente il Trattato di Lisbona, che è il trattato che costituisce attualmente l'Unione Europea e che deriva dalla fusione e dalla rielaborazione dei precedenti trattati comunitari, effettivamente, come diceva il professore, non è affatto facilmente riformabile, e forse per questo la strada della riforma non è più attuale. E quindi la prospettiva di FAF è effettivamente questa parola, federazione. Per cercare di capire in termini semplici che cosa sia una federazione, vi propongo, non spaventatevi, sarà una cosa molto breve, ma un tuffo nel passato, in un passato neanche così vicino, perché dobbiamo andare nel XVIII secolo. Nel XVIII secolo, alla fine del Settecento, è nata la prima federazione mondiale, in senso moderno perlomeno, e in senso direi anche compiuto. Questa federazione, loro probabilmente lo sanno, è nata negli Stati Uniti d'America, anzi è gli Stati Uniti d'America, che prima non c'erano se non quando si sono dati come confederazione. Come è avvenuta questa cosa? Certamente ricorderete che inizialmente gli attuali Stati Uniti d'Europa erano parte dell'impero britannico, quindi erano sotto la monarchia ed erano sudditi effettivamente della monarchia inglese. Alla fine del Settecento, sempre più scontenti perché eccessivamente tassati, mal compresi anche dalla madrepatria
non rappresentati nel Parlamento inglese se non sottorappresentati senza diritto di voto, vessati da 1000 tassazioni che continuavano a moltiplicarsi perché l'Inghilterra continuava a indebitarsi soprattutto a causa di guerre, ahimè, e quindi di chiedere soldi anche alle colonie americane, hanno intrapreso una serie prima di proteste e di scioperi, poi di tumulti, finché non si è arrivati a una vera e propria guerra che gli americani chiamano guerra di indipendenza, che fu effettivamente una guerra di secessione della madrepatria inglese. Questa guerra fu dal 1773, quando iniziano i primi tumulti, 1775 ci sono le prime battaglie combattute, e durerà fino al 1781, quindi neanche tanto breve. E che cosa succede in questa guerra? Succede appunto, c'è la sconfitta dell'impero britannico. Con la pace di Parigi l'impero britannico promette a quelle che erano le 13 colonie, che erano 13 stati fra di loro indipendenti, quindi non esistevano ancora gli Stati Uniti d'America come una federazione unitaria, promette di lasciare il continente dopo la sconfitta militare. Questa promessa verrà disattesa e questa è una delle ragioni per cui gli americani faranno un certo passaggio, che è il passaggio da uno Stato confederale a uno Stato federale. Quindi vediamo che cosa c'era prima. C'erano queste 13 colonie, che dopo diventeranno i 13 stati istitutivi degli Stati Uniti d'America, che erano uniti da lo chiamerei io, blando trattato confederale. Praticamente, pur essendo molto diversi fra di loro, soprattutto dal punto di vista economico, ma anche culturale, parlavano anche parzialmente lingue diverse, hanno deciso di unirsi a fronte di un nemico comune, di uno scopo comune, che era quello di far fuori il re inglese e di rendersi uno Stato indipendente. Nel 1781 il generale Cornwallis, che era il generale in capo delle forze britanniche, consegna a Yorktown, che è la sede dell'ultima importante battaglia, la sua spada a George Washington, che sicuramente ricorderete, perché insomma nella banconota da $1 anche, quindi è una delle facce più conosciute al mondo. E l'impero britannico cessa di possedere fondamentalmente queste 13 colonie. Che cosa succede allora? Questo trattato confederativo non viene più riformato, inizialmente non se ne sente bisogno perché l'obiettivo comune è stato raggiunto, e poi cosa inizia a succedere? Inizia a succedere che questi stati si ritrovano sempre più scordinati, perché adesso la guerra è finita. Si tratta di organizzare il commercio, anche tra l'altro con l'ex madrepatria Inghilterra, che è il commercio più importante, e bisogna mettere in piedi delle realtà diverse, chiaramente. Iniziano a litigare, soprattutto tra nord e sud, perché hanno leggi diverse, hanno culture diverse, hanno anche lingue diverse. Iniziano perfino degli scontri ai confini, dispute territoriali, magari per pezzettini piccolissimi di terra, e alcuni che oggi sono considerati i padri fondatori degli Stati Uniti d'America capiscono che questa cosa non può andare avanti, che questo trattato confederale non garantisce agli Stati Uniti d'America la possibilità nemmeno di prevenire un ritorno del re inglese, perché questi stati, ognuno diviso, se non mantenevano la loro unità, non potevano nemmeno far fronte al ritorno del re inglese, che ripeto non si era ritirato dal continente americano perché era installato nel Canada, dove hanno mantenuto le colonie fino a metà dell'Ottocento fondamentalmente. E quindi che cosa succede? Viene fatto, e questo è un passaggio molto importante e unico finora nella storia di questa nostra terra, viene convocata una convention, loro la chiamano convention, a Filadelfia, che era la stessa città in cui qualche anno prima avevano fatto la dichiarazione di indipendenza del re inglese. Se la dichiarazione di indipendenza era un documento, tra l'altro molto semplice, se volete leggerlo o rileggerlo, in cui si spiegava perché bisognava liberarsi del re inglese e quali erano le libertà fondamentali che gli americani volevano per il loro continente, questa convention aveva come obiettivo quello di riformare i trattati istitutivi di questa confederazione. Ok, quindi anche qua c'è un'assonanza con il tempo moderno, perché c'è il tentativo di riformare i trattati della Confederazione, che è quello che stanno cercando di proporre in molti per l'Unione Europea. Che cosa succede però?
I delegati mandano i loro stati, quindi i governi fondamentalmente nominano dei delegati per partecipare a questa convention, dopo alcuni giorni che si riuniscono, capiscono che questo trattato, questo blando trattato che avevano non può più funzionare, lo gettano nel cestino e non lo rivedremo mai più, e inventano l'attuale Costituzione, che è la Costituzione più antica del mondo fra quelle vigenti. Quindi gli Stati Uniti, se prendiamo come metro quello di quella della Costituzione più antica, sono lo Stato più antico esistente. Se prendiamo come metro la Costituzione, se ne prendiamo come metro altri metri, chiaramente non è così. Che cos'ha di particolare questa Costituzione? Intanto è molto breve, sono 7 articoli, e qua invito a fare un confronto con il Trattato di Lisbona, che in teoria dovrebbe essere la nostra Costituzione, ma in realtà non lo è e non lo può essere. Se voi vi stampate il Trattato di Lisbona, avete 250-300 pagine a seconda del formato, una roba sconfinata, con centinaia di articoli e protocolli e via dicendo. Eccolo lì. Il professore c'è solo Lisbona, ma insomma, di fatto, un romanzo. No, è significativo parla solo di Lisbona, ma quello che è i trattati è qua dentro. Eccolo lì, un bel romanzo. Invece la Costituzione americana è estremamente breve. È anche molto più semplice, diciamo, che un cittadino che prova a leggere il Trattato di Lisbona, io stesso laureato in scienze politiche e relazioni internazionali, non sono in grado così facilmente di leggere il Trattato di Lisbona, perché è un documento, io mi dispiace, spero di non offendere nessuno, lo considero orribile. Dal punto di vista giuridico è un obbrobrio e ce lo dobbiamo tenere forse anche per qualche altro annetto. A meno che non scegliamo una strada simile a quella che è stata fatta a suo tempo dagli americani. Gli americani quindi fanno una Costituzione breve e fanno anche una Costituzione emendabile, perché vai tu a provare a emendare il Trattato di Lisbona. Come ci ha spiegato il professore, intanto bisogna mettere d'accordo 27 o 28 governi, che non diventino anche di più se entra qualche Stato che adesso è candidato. Poi bisogna mettere d'accordo il Parlamento, quindi è un processo veramente complicato. La Costituzione americana invece è emendabile, gli emendamenti possono essere presentati dagli Stati o possono essere presentati dal Congresso, quindi dal Parlamento, secondo uno schema che adesso non vi dico perché non è l'oggetto del mio intervento. Comunque sappiate che è possibile emendare la Costituzione americana, infatti è stata emendata 27 volte, 10 emendamenti, i primi 10 emendamenti sono stati fatti velocemente nel 1789, che è lo stesso anno in cui è entrata in vigore la Costituzione, e gli altri nei successivi 2 secoli. Quindi in 2 secoli abbiamo avuto soltanto 27 emendamenti, di cui tra l'altro alcuni sono decaduti. E che cosa è successo? Allora hanno inventato questa Costituzione, gli inventori della Costituzione sono quegli uomini, anche questi nelle banconote e nelle monete, mentre noi abbiamo finestre, porte, non so cosa abbiamo nell'euro. Gli americani non abbiamo Spinelli, non abbiamo Monet, Schumann, Adenauer, eccetera, ma abbiamo queste anonime porte, ponti, eccetera. Comunque, questa Costituzione viene redatta da James Madison, che probabilmente ricorderete, da Alexander Hamilton, che furono i principali propositori della Convention di Filadelfia, e presente era anche Benjamin Franklin, anche se era molto anziano, infatti arrivò in carrozzina, poverino, per la fine della sua vita. E il presidente della Convention di Filadelfia, con cui nasce la Costituzione, era sempre George Washington, che dopo diventerà anche primo presidente della Federazione Americana per 2 mandati. Quindi queste erano le persone principali attori di questa Convention. Che cosa fanno? Oltre a disobbedire al mandato dei loro stati, che era quello di fare una riforma del trattato precedente, del trattato confederativo, quindi oltre a fare quest'atto di disobbedienza qua, ne fanno anche un secondo, perché ha trovato l'accordo su quale fosse la Costituzione, il testo di Costituzione, votatelo fra di loro, non votarono tutti a favore i 55 delegati presenti, ma la maggior parte votò a favore. Che cosa dissero? Noi questa Costituzione qua, Costituzione, non trattato, non lo mandiamo a ratificare i parlamenti di ciascuno Stato, anche perché sapevano che non avrebbe funzionato. Saltarono il livello dei parlamenti e organizzarono delle convention,
La parola utilizzata dagli americani è proprio convention. In pratica i cittadini si ritrovavano, discutevano fra di loro, vuoi una volta nel municipio, vuoi una volta nella piazza, vuoi una volta anche in campagna, dove c'erano le campagne, discutevano fra di loro, eleggevano dei rappresentanti e dopo i rappresentanti formavano una sorta di Parlamento con il solo mandato di ratificare o rifiutare la Costituzione. L'accordo fra i padri fondatori americani era quello che se 9 almeno dei 13 stati, le 13 colonie originarie, avessero ratificato la Costituzione, allora quella Costituzione sarebbe entrata in vigore. Il nono Stato ratifica la Costituzione e dopo tutti quanti la ratificarono e quindi nacquero gli Stati Uniti d'America nella forma federale attuale. Adesso se Manuel mi assiste un attimo possiamo proiettare l'immagine della mappa, perché dopo la nascita della Costituzione americana che cosa è successo? È successo, adesso vediamo se arriva la mappa, che il sistema federale ha ispirato, eccola lì, perfetto, dai, si dovrebbe vedere abbastanza bene, ha ispirato anche la nascita di altre federazioni. Ora in verde vedete quelli che sono gli stati federali attualmente nel mondo. Non sono pochi, sono 27, alcuni molto grandi come gli stessi Stati Uniti, il Brasile, l'Argentina, il Messico, o Canada, altri molto piccoli, ma insieme gli stati federali nel mondo coprono circa il 40% della popolazione. Se avete l'occhio abbastanza buono da guardare anche com'è la situazione in Europa, vi accorgerete intanto che non c'è l'Unione Europea, perché l'Unione Europea non è una federazione. Adesso vi spiegherò perché. Però vi accorgerete, ecco, se riesce a fare uno zoom magari, io non lo vedrei per esempio, ecco, grazie, che ci sono alcune macchioline verdi anche nel continente europeo, sono 5 macchioline verdi, una un po' più grossa che la Germania, che è uno Stato federale, una che è l'Austria, quindi un altro Stato di lingua tedesca che è uno Stato federale, la Svizzera, ecco la Svizzera può ingannarvi perché ha mantenuto l'antico nome di confederazione, ma è a tutti gli effetti una federazione, la Bosnia e Erzegovina e il Belgio. Il Belgio è diventato una federazione abbastanza recentemente, negli anni 70, è diventata una federazione perché erano, adesso la dico magari un po' semplicemente, un po' stufi di litigare fra fiamminghi tedeschi e valloni, per cui hanno deciso di fare un sistema federale. Quali sono le caratteristiche del sistema federale? Se puoi passare alla seconda e ultima immagine, grazie. Ecco, in questa immagine che vi ho preparato, vediamo se riusciamo a vederla bene, perfetto. Se vedete, sopra vi ho messo in modo estremamente semplicistico, neanche semplice, lo Stato unitario. Voi vedete, ho scritto Stati unitari e poi vedete 4 caselle che indicano 4 diversi Stati. Può essere qualsiasi Stato, Francia, Germania, Austria, non importa. Vedete cosa ho scritto? Ho scritto poteri dalla A alla Z, i pieni poteri diremo oggi, no? Ecco. Poteri dalla A alla Z cosa significa? Se potesse anche esistere una piena sovranità, che nel mondo moderno non può esistere, ma questo lo possiamo discutere dopo, ma se facciamo questo esperimento mentale, esiste una piena sovranità, supponiamo che nello Stato unitario ciascuno Stato abbia tutti i poteri dalla A alla Z. Sotto passiamo alla struttura federale, quindi come funziona in maniera molto semplice la struttura federale. Come vedete, se partite da sotto, vi ritrovate sempre 4 stati e 4 stati rimarranno, perché gli stati rimangono sovrani. Ok? Però non vi ho più scritto poteri dalla A alla Z, ho scritto poteri dalla D alla Z. Alcuni poteri non albergano più solamente negli stati che fondano la federazione, ma sono in cima nell'organo federale, che se vedete è evidenziato in un altro colore. E vi ho scritto organo federale, poteri A, B, C. Perché pochi poteri? Perché come è nella Costituzione americana, come è per esempio nella Costituzione svizzera, un'altra ottima Costituzione federale,
La federazione non si occupa di tutti i settori, di tutti i campi, ma dovrebbe occuparsi soltanto degli interessi comuni a tutti gli stati fondativi e non degli interessi particolari che non ha senso siano applicati a livello federale. Ecco perché, ed è questo è l'ultimo elemento, vi è una barriera, l'ho messa in rosso, vi è una barriera tra i poteri dei singoli stati e i poteri dell'organo federale. Se l'organo federale cerca di attraversare questa barriera, ho messo delle frecce, spero che si capisca, sono un po' piccoline in effetti, si trova di fronte alla barriera. La barriera è data dalla Costituzione, perché è nella Costituzione che viene detto quali sono i poteri dell'organo federale, se rimaniamo all'esempio degli Stati Uniti, che è semplice perché lo conosciamo bene tutti quanti, a Washington, e quali sono invece i poteri che rimangono agli Stati. Faccio un esempio. Interessi comuni, e quindi poteri che vengono gestiti prevalentemente a livello federale, possono essere pensati e potrebbero essere pensati anche nel caso della nostra Europa come la difesa, sicuramente il caso degli Stati Uniti, come l'intelligence, la moneta. Okay. Questi sono poteri che ha senso gestire a livello federale, mentre gli altri poteri rimangono agli Stati. Negli Stati Uniti sapete benissimo che ogni Stato ha il suo programma scolastico, per esempio, e molto difficilmente l'organo federale può intervenire su ambiti così specifici degli Stati, che quindi rimangono indipendenti. Quindi il concetto di sovranità nella federazione, al di là di quello che si sente talvolta dire, non è messo in pericolo, perché gli Stati rimangono sovrani. Rimane sovrano anche il cittadino, perché se rimaniamo al vecchio adagio la sovranità appartiene al popolo, la federazione, negli Stati Uniti d'America è stato così, ma anche in caso di altre federazioni, non viene decisa e fondata da capi di governo, ma viene ratificata dai parlamenti nazionali o addirittura, come io mi auspicherei qualora ci fosse la nascita di una proposta di una federazione europea, da dei referendum fatti direttamente ai cittadini, i quali ovviamente dovranno essere informati molto di più che non nel caso di quello che è successo in Inghilterra su un referendum, questa volta per uscire da un assetto confederativo che è quello dell'attuale Unione Europea. E mi fanno cenno che devo stringare, quindi magari dopo potrete fare qualche domanda. Sì. Chiudo sinteticamente il mio intervento. Allora, quello che può essere fatto è pensare a un salto analogo a quello che fa il cavallo sulla scacchiera, perché se noi questi trattati, come ha spiegato anche il professore Cortese, facciamo molta fatica a riformarli e ad attualizzarli, cioè a renderli funzionanti con i problemi che abbiamo oggi. Adesso il problema ambientale, ad esempio, che è stato dibattuto negli ultimi telegiornali perché ci sono stati gli scioperi, è un problema che chiaramente non può essere pensato di essere affrontato a livello dei piccoli stati. Anche Germania e Francia sono piccoli stati, se pensate che gli Stati Uniti sono 330 milioni di abitanti, la Germania 80. Quindi anche la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna e la Polonia, che sono i più grandi stati europei, sono piccoli stati e non possono minimamente avere la possibilità di intervenire su problemi così grandi e globali come sono quelli dell'ambiente. E quindi quello che si auspica nella mia organizzazione è appunto che ci sia un passaggio a una fase costitutiva in senso federale. E vi ringrazio.